Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati in un nuovo video. Aspetta, mercato Batman, napoletano. Come state? Spero tutto bene. Un attimo solo sistemo la pin. Ok. No, perché mi sono appena scritto l'argomento, cioè tutti i giocatori, tutte le cessioni e gli acquisti. Vabbè, già spoilerato tutta in pratica. Come ho detto nel precedente video, ho pubblicato verso le 8:20 più o meno, non mi ricordo, 8:15, 8:20, che praticamente se sotto col video riguardante la Fiorentina andava bene, prendeva o 3 massimo 3 like o dovevamo aumentare di 4 iscritti, riportavo gli acquisti, c'è il mercato che farei con la Fiorentina. Siamo arrivati a 4 like, poi siamo aumentati anche di un iscritto. Va bene, va bene. E sono molto orgoglioso di questo, vi ringrazio. Vabbè, io direi di partire con il mercato che farei. Il mercato che farei non è aggiornato al calciomercato invernale di quest'anno, cioè 2026, gennaio 2026, ma direttamente giugno 2026 per, diciamo, rifondare tutta tutta la squadra. E io partirei dalle allenature. Nel Napoli non ho cambiato allenatore perché Antonio Conte secondo me rimarrà un altro anno a Napoli e sarei molto contento di questo. Vabbè. Cambierei subito allenatore, ma adesso non mi ricordo il nome preciso dell'allenatore che è adesso a Napoli, cioè scusate, è adesso alla Fiorentina. Se lo sapete, cioè, se ve lo ricordate, scrivetevelo qui sotto nei commenti. Io come allenatore per allenare questa Fiorentina, io direi di diciamo ingaggiare Thiago Motta. Perché? E secondo me può far risvegliare la Fiorentina, può far renderla più grande di quanto è. E come diciamo ha fatto a Bologna, che ha reso la piazza di Bologna importante. Però tra virgolette io non avrei proprio esonerato Raffaele Palladino, perché era Palladino, diciamo, alcuni tifosi della Fiorentina dicevano che era scarso, ma non è scarso perché abbiamo visto Pioli e questo allenatore che stiamo, non è che stanno da ultimi quando stai Palladino l'anno scorso, fino all'anno scorso, sono arrivati settimi se non sbaglio, sti settimi, cioè sesti perché sono arrivati in Conference League. Cioè, mo sono ventesimi, capite, tra 6 e 20, cioè una differenza abissale, c'è una differenza di 14 posizioni, quindi, vabbè, budget di 40 milioni mi sono dato per rifondare la Fiorentina. Allora, partiamo subito dalle cessioni. Allora, io vado a cedere due difensori, due centrocampisti e tre attaccanti. Allora, due difensori sono Ranieri a 18 milioni, poi Comuzzo a 20 perché secondo me più di 20 non lo riesce a vendere, massimo 21, 22 milioni, però più di 20 non ci riesci, di poco se ci riesci. Poi Dour a 10 milioni, Son a 15, cioè Ndur a 10 siamo a 15, piccoli, siamo agli attaccanti, piccoli 15, Nzola 25 e poi David Zeko, più di 10 milioni tu non lo vai a vendere perché sta facendo male. Tiene 38-39 anni, ma gli manca veramente, veramente poco ai 40, quindi non è che lo riesci tipo, a vendere 15-20 milioni, 30 milioni per dire. Non ci riesci a venderlo a una cifra del genere, cioè non ci riesci proprio a venderlo sopra i 10 milioni. Poi passiamo agli acquisti.
Allora, sommando la cifra che siamo andati a raggruppare, cioè intorno ai 73 milioni, 73, 74, più il budget che mi sono dato, arriviamo a 113 milioni di euro. Partiamo sempre dai difensori e poi andiamo agli attaccanti. Allora, parto da Romagna a 15 milioni. Poi io vorrei acquistare Bertola sì, a 10 milioni. Lazzaro dal Torino, non è che lo vado ad acquistare a titolo definitivo, ma lo vado ad acquistare in prestito con diritto di scatto. Poi Vlasic, sempre dal Torino per 30 milioni. Vergara in prestito dal Napoli. Poi Lucca 25 milioni. E poi Diego Coppola per 13 milioni. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto questa serie che sto portando avanti, ma diciamo questo episodio, e vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like. Ciao!